Il sottopassaggio ferroviario di Via Veniera, alle porte del centro storico di Treviso, passaggio obbligato verso l'ospedale, è in uno stato impresentabile. Rifiuti, mozziconi di sigarette, immondizia sulla sponda della linea ferroviaria. Andrebbe tenuto meglio, dicono i molti utenti che lo attraversano a piedi o in bicicletta, dal comune, ma non solo, anche dai cittadini. Posso solo che confermarle il tutto. Andrebbe tenuto meglio dal comune? Andrebbe tenuto meglio e tra l'altro è anche un bel ostacolo per il problema delle ambulanze che qui si formano spesso e volentieri ingorghi alla mattina proprio qua sotto, quindi il traffico e la sporcizia come lei può sicuramente vedere. È abbastanza sporco. Eh sì, abbastanza. Bisognerebbe o eliminarlo o pulirlo. Eliminarlo forse è un po' difficile. Ma qualcosa bisognerà trovare. Il sottopasso è spesso sporco, oltre all'odore di fognatura che rilasciano i tombini ci sono molte cartacce, è sporco e non viene mai pulito, oltre al fatto che anche la pavimentazione è sconnessa e rovinata. Andrebbe pulito e tenuto meglio anche di sera l'illuminazione carente, oltre al fatto che è molto stretto sia per chi passa a piedi sia con le bici. Guardi, è sempre proprio tanto sporco, lo vedo anch'io, però sa, se tutti tenessimo pulito anche sulle case, fuori e dappertutto, sarebbe tutto più pulito. Le carte sono tutto buttano per terra, è maleducazione.